Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, ben ritrovati col nostro audio video giornale. Apriamo subito con una notizia di cronaca per dire che un parapendio è finito sul tetto di un'abitazione in località Cimano, in comune di San Daniele del Friuli. Lievi ferite, qualche botta per la persona che è rimasta coinvolta in questo anomalo incidente. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri. A dare l'allarme sono stati i residenti spaventati quando si sono resi conto dell'atterraggio proprio al di sopra delle loro teste e dell'abitazione. Sul posto sono giunti celermente i vigili del fuoco del distaccamento di San Daniele insieme ai colleghi del comando provinciale di Udine, l'ambulanza del 118 dal vicino nosocomio. La persona non ha riportato per fortuna lesioni e non ha voluto essere trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti. Tutto bene, quello che finisce bene. Ci trasferiamo a Lignano Sabbiadoro per dire che Lignano riparte per una stagione che si avvia con i migliori auspici per le presenze e le prenotazioni che in particolare per i mesi di luglio e agosto fino a metà settembre ci portano in linea con il periodo precedente alla pandemia. È il risultato dell'impegno corale della Regione Friuli Venezia Giulia, degli amministratori locali, delle associazioni di categoria e degli operatori che tutti insieme non hanno mai cessato di credere nella ripresa e facendo sistema hanno potuto creare le condizioni per confermare la validità di una scelta non soltanto sotto il profilo turistico, ma anche sotto il profilo della sicurezza sanitaria, fare le vacanze a Lignano. Lo ha evidenziato l'assessore regionale alle attività produttive e al turismo, Sergio Emilio Brini, intervenendo alla Terrazza Mare all'evento organizzato dal Comune per aprire ufficialmente la stagione balneare. L'evento, introdotto dal sindaco di Lignano Luca Fanotto e dal presidente della Lignano Sabbiadoro Gestioni, Manuel Rodeano, che l'occasione per analizzare le premesse della stagione turistica da poco avviata e per premiare i personaggi tra i protagonisti della città balneare. Un attimo, scusate, errore. Passiamo a un'altra notizia. C'è stato, scusate, un errore di posizione fotografica per dire che domani, martedì 15 giugno alle 11, nel Salone d'Onore di Palazzo Antonini Maseri in via Gemona Udine sarà presentato l'accordo 2021 tra l'Università di Udine e Fondazione Friuli. Alla presentazione parteciperanno il rettore dell'Ateneo Friulano Roberto Pinton, il presidente della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini e l'assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolenne. Adesso andiamo a Cividale, era la foto precedente, il bello della diretta è anche questo. Dal 25 giugno 2011 il sito seriale Longobardi in Italia, i luoghi del potere 568-774 d.C., è inserito tra i patrimoni dell'umanità UNESCO, un riconoscimento prestigioso per la civiltà longobarda e per il significato storico dei monumenti e dei ducati che sorsero lungo tutta la penisola. Il 25 giugno prossimo sarà dunque il decennale dalla proclamazione UNESCO per la rete, un compleanno importante, ricco di celebrazioni ed eventi che coinvolgeranno tutti e 7 i luoghi della penisola che ospitano le aree monumentali longobarde. A Cividale del Friuli un ricco programma di iniziative già dal 22 giugno. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione del mattino, vi diamo appuntamento più tardi per le altre notizie. Chiaramente nel corso della mattinata aggiornamenti con video servizi o notizie flash attraverso il nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona giornata a tutti.
Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.